la politica e tutte le scelte, anche le più difficili, anche quelle che più come dire, portano la forza dell'attrazione delle sirene, sono regolate da un patto che tutti hanno condiviso e che tutti non potranno accettare. Allora la cosa più grave, la cosa più drammatica dell'attacco alla Costituzione è che questa idea di Costituzione è un'idea condivisa e che soltanto in Italia sta accadendo che venga in questa maniera disconosciuta. L'Economist di questa settimana chiede a Silvio Berlusconi di dimettersi. L'Economist non è certo un giornale di sinistra. Il segno della serenità in cui bisogna applicare e chiedere, continuare ad applicare la Costituzione, in un altro libro che mi sono portato dietro, il libro di Leopoldo Elia, La Costituzione aggredita. Anche Leopoldo Elia non era certo un uomo di sinistra, ma era un uomo che amava la Costituzione, quindi amava soprattutto quello che c'è scritto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino, che chi non crede nella separazione dei poteri, chi non crede nelle libertà fondamentali non ha una Costituzione. Evitiamo che l'Italia non abbia più la sua Costituzione. Grazie. Grazie a Gianmario che ci ha introdotto un aspetto che ancora non avevamo affrontato, e cioè la tensione che la stampa internazionale di tutto il mondo ha dedicato al nostro Paese per le cose strane dal loro punto di vista che succedono. Uno dei paesi che più direttamente è intervenuto in questo dibattito è stata la Spagna. Sentiremo una testimonianza anche di come dalle loro parti si è vissuto questo problema. Ora prima sentiamo altre due testimonianze di Luca Zunino, che sarà letto da Katia. Ricorderei però a coloro che hanno mandato i messaggi che se vogliono leggerli direttamente si avvicinino, così come altre persone che volessero intervenire semplicemente per organizzare gli interventi qua dietro. Dai Katia. Messaggio di Luca. Bello sarebbe che tutti noi riacquistassimo improvvisamente la memoria storica di questo Paese. Ci impedirebbe di dar credito a simili persone. Messaggio di Lucia. Né riscatto né vendetta, ma la cosa che mi fa più male è l'ingiustizia, la disparità che si è creata tra poveri e ricchi. Troppi furbi, disonesti e ladri, e poveri disgraziati a pagare per tutti loro. Solo giustizia e ritorno all'onestà. Questo è quello che mi piacerebbe vedere nel nostro Paese. Solo giustizia e onestà. Questo è il mio slogan. Grazie, ed ora passiamo a questo contributo di Magda Nogueira. Non so se parlerà in italiano o in spagnolo, ma è poco importante, però le chiediamo di portarci un contributo, un punto di vista del suo Paese, che ci racconti come questa nostra Italia è vissuta dalle loro parti. Stasera parlerò in spagnolo perché il mio italiano non è abbastanza buono per parlare, ma l'unica cosa che volevo dire adesso in spagnolo è che deve avere un cambio, veramente un cambio. La sensazione che abbiamo nella Spagna è che l'Italia va dietro. Molti anni fa era un risentimento, adesso è una lastima, devo dire, ma non è un problema della destra né della sinistra. Io devo dire che io una volta ho votato alla nostra destra e moltissimi spagnoli abbiamo votato alla destra, ma a un certo punto con la guerra di Iraq e con moltissime cose che erano successe, abbiamo cambiato il voto, abbiamo deciso che abbiamo bisogno di un cambio, e in questo momento tu pensi che il tuo voto non è niente, è una goccia nell'oceano che non serve per niente, ma abbiamo un socialismo perché molte gocce hanno fatto un cambio, e penso che è un problema di democrazia, di istituzione, non è un problema della destra, è un problema di decenza. Grazie. Grazie. Vorrei sottolineare l'importanza in questo intervento di ricordare come questa trasformazione deve passare anche attraverso comportamenti diversi delle persone.
C'è gente che deve smettere di sostenere questo governo, queste forze, perché effettivamente questo succede e noi dobbiamo adoperarci perché questo accade, altrimenti continueremo a rivendicare le nostre opinioni ma non riusciremo a spostare veramente ciò che accade. Dovremo avere molta forza di convinzione. Io vorrei soltanto dire un pensiero, sono una persona come voi, del pubblico, disoccupata, eccetera. Volevo soltanto dire, siamo qui protestando perché c'è un Presidente del Consiglio che sta violando le leggi e tante altre cose che poi conosciamo tutti. Io mi chiedo qual è la parte dell'Italia che l'ha portato al governo, dov'è? Voglio dire, come mai questo Presidente si trova al punto in cui si trova? Vuol dire che qualcuno l'ha votato? Io molto spesso mi trovo a parlare con altre persone e dicono tutti che non hanno votato Berlusconi, ma allora chi è che l'ha votato Berlusconi? Chi? Chi è che l'ha votato? Grazie. Grazie, questa è una riflessione che noi dobbiamo fare, perché dobbiamo spostare delle situazioni sociali molto complicate che ci sono. Adesso un altro intervento su un tema di stretta attualità, che è l'ultimo.